A partire dal prossimo martedì 15 aprile, periodo antecedente quello pasquale, saranno installati ad Agrigento 20 cartelli informativi nei principali punti di accesso alla città per segnalare chiaramente l'obbligo del pagamento della tassa di stazionamento per i bus turistici. L'iniziativa, voluta dall'intera amministrazione comunale, guidata dal sindaco Miccichè, in particolare dall'assessore alla polizia locale, mira a rafforzare il controllo del territorio, a contrastare l'evasione della tassa, come già avviene in molte altre città turistiche italiane. Da tempo, insieme ai colleghi della Giunta e al Consiglio Comunale, abbiamo affrontato il problema dell'evasione della tassa di stazionamento da parte dei bus turistici che visitano la nostra città. Fino ad oggi il pagamento era verificato esclusivamente dagli agenti della Polizia Municipale, ma la carenza del personale ha reso difficile un controllo capillare. Inoltre alcuni operatori si giustificavano sostenendo di non aver trovato nessuna indicazione sull'obbligo di pagamento con l'installazione dei nuovi cartelli visibili e posizionati strategicamente. Non ci saranno più queste scuse. I cartelli sono dotati del codice QR code che permetterà ai conducenti dei bus di accedere direttamente al sito del comune per effettuare il pagamento in modo rapido e semplice. Inoltre, conclude l'assessore, ringrazio il comandante Lattuca e tutto il corpo della Polizia Municipale per l'impegno profuso nell'attuazione di questa iniziativa che consentirà di tutelare le entrate comunali garantendo una maggiore equità fiscale.